Si è tenuto a Cagliari un incontro tra i tanti rappresentanti delle associazioni che vogliono impedire la speculazione delle varie forme di produzione energetica sostenibile. Ecco, l'invasione delle paleolitiche in Sardegna è diventato un grandissimo motivo di scontro tra istituzioni e tra cittadini. I cittadini hanno raccolto quasi 210.000 firme per una legge di contrasto a questa speculazione. Oggi c'erano i rappresentanti sia dei comitati Pratobello, della legge Pratobello, e sia dei comitati del Tyrrhenian Link a Selargius, questa grande struttura di accumulazione della corrente e di trasferimento tramite dei cavi di immani dimensioni. Quindi ho sentito due rappresentanti di questi due comitati e ve li mando, insomma, vi faccio sentire queste brevi interviste. Ok, seguitele e a presto. Ciao, ciao. Tanto io mi compro della frutta. Maria Grazia, oggi per una conferenza stampa, per alcuni chiarimenti rispetto a questa transizione ecologica che arriverà, però a spese di chi e a spese e come? Sì, un richiamo all'importanza dell'unico strumento di tutela attualmente presente in Sardegna, ovvero la legge di iniziativa popolare Pratobello 24, che di fatto, vista la situazione anche normativa in cui la giunta regionale ci sta portando, vogliamo ribadire con forza che tutto il movimento dei comitati, delle associazioni di varia natura che sono insorti letteralmente in Sardegna a difesa del territorio e delle comunità, in un principio di democrazia diretta e partecipata, hanno il diritto a dover partecipare al dibattito pubblico. È l'esercizio tra i più nobili della democrazia, che è quello appunto della legge di iniziativa popolare, è stato assolutamente ignorato, bypassato da una giunta regionale che, accortasi della popolarità che la legge stava acquisendo progressivamente nelle settimane di agosto, di tutta fretta ha messo in piedi un DDL che è semplicemente frutto di un'ubbidienza supina ai diktat draghiani e romani, che apre le porte agli speculatori, alla devastazione accelerata della Sardegna, perché ricordiamo che le aree idonee non sono semplicemente aree idonee all'installazione, ma sono aree di accelerazione, quindi le procedure sono assolutamente semplificate e quindi questo spalanca le porte agli speculatori, alla devastazione di questa terra, e quindi rivendichiamo la partecipazione del popolo attraverso la legge Pratobello per la difesa integrale del territorio. È l'unico strumento giuridico che attualmente abbiamo e pretendiamo che arrivi in aula per una discussione, perché non si possono ignorare quasi 211.000 firme che sono espressione della volontà popolare, e ricordiamo alla casta politica, perché ormai di questo si tratta, che loro sono qui e devono rappresentare la volontà del popolo, non quella delle lobby, non quella di Roma, ma della gente di Sardegna che vive questa terra e che subirà le conseguenze del disastro che loro ci stanno preparando. 210.000 firme, ignorate o no, prima o poi avranno una conseguenza logica. Assolutamente, perché quando un popolo che in modo allargato e coinvolto partecipa al processo democratico viene inascoltato, la guida democratica dei comitati e del movimento è probabile che non possa essere più sufficiente a contenere lo scontento, la frustrazione dell'inascolto. Loro si sono trincerati nella loro gabbia dorata, dal loro palazzo governano e legiferano, ignorando un popolo che sta fremendo per salvare questa terra, e quando non si ascolta questa agitazione le conseguenze poi saranno solo in mano a questa casta politica, non sicuramente ai comitati che stanno cercando di governare e di far sì che questa transizione sia un'evoluzione ecologica con la partecipazione democratica di tutti a favore dei territori, delle comunità sia umane che non umane. Quindi questa giunta si dovrà assumere la responsabilità di disordini sociali che necessariamente quando un popolo non è ascoltato ci saranno, e la colpa sarà loro, non dei comitati. Di sicuro non si può lamentare il comitato dell'assenza, ecco, di un appoggio, diciamo così, informativo della stampa più autorevole in Sardegna. Ecco, questo da cosa dipende?
Allora, ci sono molte critiche di iperesposizione di un certo gruppo rispetto a questa tematica. Beh, io vorrei ricordare che il ruolo degli informatori, dei media, perdonami, è quello di informare. La vastità e l'intensità dell'informazione riflette quello che la società sta esprimendo. Bene, oggi tutta la Sardegna si sta in qualche modo interessando alla questione. 211.000 firme sono un popolo intero che grida e vuole essere ascoltato, e quindi quel gruppo editoriale sta semplicemente riflettendo la realtà, sta dando voce al popolo che purtroppo questa giunta invece sta ignorando. Quindi la stampa è in questo modo un surrogato di una tensione politica totalmente assente. Quindi ringraziamo la stampa che ci fa parlare, che ci fa vedere, perché il suo dovere è quello di informare e di dire quello che sta succedendo. Ecco, Selargius, un paese dell'Interland cagliaritano, probabilmente tra i più importanti, tra i più, ecco, tutti i terreni che sono dietro la 554 potrebbero essere interessati a questo passaggio di questa mega struttura. Ecco, voi ovviamente vi siete opposti tra i primi. Certo, noi ci siamo opposti tra i primi, io oltre sono anche consigliera comunale nel comune di Selargius e quindi ho portato fuori le carte dal palazzo e quindi è nato proprio il comitato No Tyrrhenian Link, inizialmente proprio per il Tyrrhenian Link, ma poi si è scoperto che il Tyrrhenian Link è un attrattore di tutte quelle che sono le opere di connessione che poi interesseranno l'agro di Selargius, perché le opere di connessione di tutti i parchi eolici, campi fotovoltaici, le batterie che dovranno costruire a Quartuccio, oltre a quelle già previste anche nel comune di Selargius, 100 container di batterie al litio autorizzate nel giugno del 2023, quindi tutte queste anche opere di connessione confluiranno tutte nell'agro di Selargius e sarà una devastazione totale per il nostro agro e quindi diventerà un hub energetico nel cuore della città metropolitana, un agro che ha delle potenzialità dal punto di vista dell'agricoltura, dal punto di vista archeologico, perché nell'agro di Selargius c'è anche la chiesa di Santa Rosa, ci sono anche dei siti archeologici, là dove devono proprio confluire tutte queste opere, abbiamo proprio i vincoli archeologici, non solo, ma anche ci sono dei problemi dal punto di vista idraulico, cioè una zona fortemente a rischio idraulico HI4 dove è prevista anche una vasca di laminazione per poter reggimentare le acque del Rio Nu e quindi salvaguardare non solo l'agro ma anche tutto il territorio di Selargius, quindi vorrebbero trasformare un hub energetico, un territorio che ha sia delle potenzialità dal punto di vista identitario, archeologico, potenzialità per quanto riguarda l'agricoltura, ma anche un territorio molto a rischio e quindi da tutelare dal punto di vista dell'assetto idraulico, e quindi noi stiamo combattendo da circa 2 anni, e quando c'è stata l'opportunità della legge Pratobello 24, tra l'altro c'è anche un emendamento all'interno della legge Pratobello 24 del comitato No Tyrrhenian Link, abbiamo sposato in pieno, perché è l'unico strumento che in questo modo tutela non soltanto il territorio di Selargius ma tutta la Sardegna, perché il Tyrrhenian Link e non solo, tutte poi le opere di connessione che poi arriveranno saranno diciamo una servitù inutile. Non solo per Selargius ma per tutta la Sardegna. Una servitù il cui, diciamo così, aggiramento dell'ostacolo è meramente diciamo così, di impatto ecologico o anche di impatto economico. Voglio dire, se di questo Tyrrhenian Link ci lasciassero almeno la metà di quello che guadagnano questi, si potrebbe aggirare l'ostacolo, si potrebbe accettare un compromesso. Allora, dal punto di vista del Tyrrhenian Link ci sono stati proprio degli studi che il Tyrrhenian Link non serve a nulla, cioè non ci serve dal punto di vista
Noi abbiamo in Sardegna altri due cavi, tra l'altro uno anche in fase di potenziamento, ricordiamo il Saccoi e il Sappei, un altro il Tyrrhenian Link è stato dimostrato scientificamente che non serve, per cui il discorso economico, il discorso delle compensazioni non è Cioè i soldi questi non ne lasciano in giro. sì, ma anche se dovessero lasciare dei soldi, perché lei si farebbe tagliare una gamba per soldi? No, io chiedo. Quindi i soldi in queste circostanze non servono a compensare il territorio, non è una questione di denaro, è una questione di se serve o non serve, se è utile oppure è una servitù che serve soltanto per la speculazione. Se c'è la speculazione c'è il denaro, però il fatto che non lo vogliono lasciare qui. No, ma in ogni caso il denaro, partire dal presupposto che il denaro potrebbe comprare qualsiasi cosa, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda il Comitato No Tyrrhenian Link, è una cosa veramente da non prendere in considerazione. Ok, perfetto. Grazie.